Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siamo in attesa ovviamente della sentenza sul caso Open Arms, sul processo a Matteo Salvini e a breve ripasserò la linea al nostro Antonino Danna che oggi dedica giustamente questa fascia a questo evento che dal mio punto di vista mette in gioco quisquiglie come la separazione dei poteri, l'autonomia della politica, il mandato democratico ricevuto dagli elettori, l'uso politico della giustizia, cioè tutte cose. Mi rendo conto che forse è più importante il fatto che Tony F canti o non canti leggendo i giornali oggi, però insomma tutte cosine non proprio secondarie. Nell'attesa però vorrei sottoporvi un frammento che sarebbe comico se non fosse anche tragico, perché parliamo di una europarlamentare che ci rappresenta, ma che sarebbe anche comico all'interno della vicenda Open Arms, ed è, rullo di tamburi, il parere in proposito di Ilaria Salis, che ovviamente esterna sull'Universo Mondo, ha esternato anche sulla vicenda Open Arms. Vado a leggere perché, come dire, è assai istruttivo, no? Perché la Salis dice, esplicita in modo chiaro, diciamo, i deliri di una certa sinistra. Oggi tutta l'attenzione dell'opinione pubblica è rivolta alla sentenza del processo Open Arms a carico di Matteo Salvini. Non mi interessa commentare la sentenza in sé, perché preferisco guardare la luna e non il dito. Oltre la cronaca e gli individui ci sono la storia e le strutture sociali. Questo vabbè è come dire, il dogma del marxismo, no? Per cui c'è la struttura socio-economica, il resto sono variabili secondarie, individui compresi, che vuol dire anche persone in carne e ossa compresi, per cui insomma se un ministro si prende 6 anni che come neanche uno stupratore, non è questo il punto. La luna è tutta la crudele sofferenza inflitta a una moltitudine di esseri umani in nome della difesa dei confini dai clandestini. Quindi chi sostiene che quell'aggeggio noto come Stato-nazione abbia ancora un senso, tra i suoi compiti e doveri addirittura, cioè, ragion d'essere proprio ci sia la gestione dei confini, che non sono, come dire, una porta spalancata sempre a chiunque a prescindere, chi la pensa così infligge le sofferenze ai migranti che sono sui barconi, non, come dire, i dittatori dei paesi da cui fuggono, le molte classi dirigenti africane che hanno usato i lauti fondi di sostegno che gli sono stati mandati dall'Occidente per loro stessi, per i loro clan, non per le popolazioni. No, la sofferenza, come dire, la infligge chi è ancora affezionato a questa cosa anacronistica dei confini. È questa luna oscura che tutti dobbiamo guardare. La migrazione oggi è la principale questione razziale della nostra epoca, cioè c'è una questione razziale, tra l'altro è divertente perché è sostenuto da chi giustamente ci dice ogni giorno che non è sbagliato sostenere il concetto di razza, però esiste una questione razziale. È il terreno di scontro privilegiato su cui le destre costruiscono la loro egemonia, le destre, il plurale è sempre molto importante perché sono le armate delle tenebre, costruiscono l'egemonia su questo. Non è che gli elettori premiano chi dimostra di essere minimamente calato nel mondo, no? E di non pensare che l'immigrazione incontrollata vada solo subita. No, come dire, sono loro che ci costruiscono l'egemonia. Ma la chicca in fondo. Occorre portare avanti un profondo lavoro culturale e politico, che è sempre un'affermazione buona da quelle parti, bisogna sempre portare avanti un profondo lavoro culturale per affermare senza ambiguità che il problema non sono le persone migranti, ma il capitalismo razziale. Dietro il caso Open Arms c'è il capitalismo razziale, che non so neanche bene esattamente che cosa sia, visto che i sistemi totalitari, quelli sì costruiti sul mito della razza, non erano sistemi capitalisti in senso pieno, compiuto, non erano democrazie liberali capitaliste, non erano società libere di mercato, erano totalitarismi appunto, ma dietro il caso Open Arms quindi c'è il capitalismo razziale. Ora capite che questo fa ridere e invoglierebbe anche a convocare 2 infermieri nell'interesse della stessa onorevole Salis, ma è la spia
proprio della griglia culturale con cui certa sinistra guarda queste cose, per cui non vedono la realtà che vedo io, vediamo voi. Poi ci possiamo dividere sulla realtà, ma la realtà è quella. No, loro vedono altre cose, vedono il capitalismo razziale. Capite che diventa dura anche interloquire e ribattere, perché se mi parli da Urano, dalla Terra, faccio fatica a risponderti. Grazie a tutti, io ripasso la linea al nostro Antonino Danne, ovviamente pronti ad aggiornarvi appena arriverà la sentenza Open Arms.